Buonasera a tutti. Allora, ci stiamo preparando per un tutorial, ok? Sono completamente senza trucco. Adesso facciamo un trucco semplice per ovviamente in questi periodi che stiamo in casa, per non vederci con questi visi bianchi, sbiancati dalla casa, insomma, proprio mi fatta faccia la casa. Allora, io di solito quando sono in casa, sempre perché sono molto vanitosa e la vanità è donna, mi preparo giusto per avere un po' di colorito e adesso vi do un po' di dritte, ok? Colleghiamoci un po', intanto io preparo il mio trucco, ok? Allora, io uso due basi, partiamo da qua, uso Max Factor Pan Stick che è molto corposo e copre un po' tutte le rughe perché siamo quasi a 40 anni, quindi ci si vuole. Poi ho fatto una scoperta di questo Wycon, questo fondotinta Wycon, di cui ho due colori, questo è per l'inverno e questo è per l'estate, nel senso in estate di solito, anche se non si va a mare, un po' di colorito ce l'abbiamo sempre. Allora, un attimo solo, ecco qua, iniziamo a fare una base, ok. Visto che questo mi è finito, ne prendo un po' e ho trovato lo stesso colore della Wycon, quindi uso Wycon, ecco, però è la stessa cosa di usare Pan Stick. Facciamo i punti più cruciali, sotto qui, qua, qui, sugli occhi, sulle palpebre, ok. Di solito voi stendete con il pennello, io mi stendo. Devo togliere l'effetto? Ok, togliamo l'effetto, vai, così facciamo al naturale, vabbè, ecco qua. Stendiamo un po', ecco qua. Stendiamo bene, ecco qua. Vediamo un po'. A furia di mettere sempre la mascherina, ecco qua, non vedi niente, ecco. Vi ricordo che per la base bisogna sempre mettere una crema idratante, perché questi fondotinta col tempo ci seccano un po' la pelle, per cui vediamo un po'. Ok, ci siamo. Poi passiamo alle sopracciglia, la parte più cruciale. Allora, la sopracciglia è in pratica, un attimo solo perché ecco qua, l'effetto mi dà un po' di luminosità ed esalta i colori che sto usando, perciò metto il filtro. Vi faccio vedere senza filtro, ecco qua, non che tengo filtro. Metto il filtro per vedere bene io i colori che mi risaltano. Allora, io per le mie sopracciglia che ho il tatuaggio, però siccome non ho avuto il tempo di rifarmelo e di ritoccarmelo, ovviamente me lo ritocco sempre per esaltarlo e faccio in questo modo, vado a calcare un po' le sopracciglia, così, ecco, come se stessimo facendo una vera e propria opera d'arte. Calchiamo solo quelle là intorno, giusto così, per dare un tocco, ecco qua. Ricalchiamo giusto il disegno, poi facciamo un'altra cosina. Ciao ragazzi, sempre questo qui della Wycon, io sono Wycon dipendente, questa è una tinta per le sopracciglia e la andiamo ad usare così, ecco qua, proprio come sto facendo io, colorandola all'interno, ecco qua. Poi vi faccio vedere anche la differenza, così. Se volete a vostro piacimento, ecco la differenza è questa, guardate, faccio vedere senza filtro, ecco qua, e voilà. Ok, andiamo a fare la stessa cosa dall'altro lato, così. Ragazzi, nel frattempo che noi perdiamo un po' di tempo così, ricordatevi sempre di fare beneficenza, che è la cosa più bella. Poi passiamo all'ombretto, molto semplice. Io uso una palettina di questi colori, eccoli qua, colori neutri, perché sono molto neutri. Io ricordo che chi ha gli occhi un po' più che vanno
tipo nel nocciola, nei colori caldi, bisogna usare dei colori chiari o troppo forti, insomma, o l'uno o l'altro, non c'è una via di mezzo. Io di solito di base metto un carne così, ecco qua. Ragazzi, per forza avete ragione, è meglio non mettere il filtro, ecco qua. Ok, ecco, facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Una base giusto per, e voilà, e uno. Poi andiamo ad usare un altro pennello per, eccolo qua, usiamo sempre da questa palettina i colori per risaltare i punti luce, che sono il bianco, che lo andiamo a mettere sotto all'arcato cigliare, così, ecco qua, che risale un po'. Vedete la differenza? Ecco. Ora vi faccio vedere nudo e crudo, poi dopo con l'effetto vi faccio vedere che anche se vi volete fare un selfie viene molto carino e esaltano tutti i punti luce. Nell'angolo dell'occhio, qui, ecco così, giusto, fate come un triangolo, così e così. Così. Ecco qui, così. Poi, sempre con questa palettina di colori, io vado a fare questo, giusto per, vado a mettere un marroncino chiaro, ecco qua, così, giusto per colorare un po', per esaltare l'occhio, ecco qua, solo intorno alla palpebra ma non qui, ecco qui, mi sto facendo con una mano, sto facendo una pastocchia, ecco qua, allungate anche un po' l'occhio, così, e così, ecco qua, giusto così, ecco qua, effetto senza filtro, con il filtro, e voilà, andiamo ancora senza filtro, poi, sono un po' emozionata oggi, andiamo a fare il contorno occhi, così, togliamo un po' di occhiaie della faccina bianca. Scusate, ho tutte bollicine perché non lo so, perché la primavera mi porta un po' di allergie. Le dita sono sempre quelle migliori per stendere il trucco, e noi andiamo a fare così, tagliare le occhiaie della vecchiaia perché io ce le ho, ecco qui. E poi io ho tutto un metodo strano, usare una terra della Wycon, eccolo qui, che è il numero 165, una spennellatina così, ecco qui, dovete formare un 3 così, 1 2 e 3, ok. Poi andiamo a fare un'altra spennellatina perché si è seccata la tinta, quindi vanno un po' pettinate le sopracciglia. Rimmel, quanti rimmel volete? Quanti ne ho? Quanti ne ho? Parecchi. Voilà! Ma io ne uso sempre 2, forse 3. Allora, questo qui, pettiniamo le ciglia, così, in questo modo. Vi faccio vedere la differenza. Questo è sempre Wycon, così. Ok, questo diciamo che le colora un po', ma le stende anche un po', pochino. Vedete la differenza? Ecco, non la notate ancora la differenza. Nel frattempo, questa matita burro la mettiamo all'interno degli occhi, così, in questo modo. Allarghiamo lo sguardo degli occhi, questo per chi ha gli occhi piccoli come me. Ecco qua, vedete come scende l'occhio? Ecco, questo è il segreto per chi ha gli occhi piccoli. Poi passiamo all'altra stesa. Mi sono sporcata, scusate. Ecco qui, passiamo all'altra stesa di Rimmel, che adesso non bisogna mai fare così perché va l'aria dentro, bisogna sempre prendere quello che è intorno, così. Facciamo un'altra stesa di ciglia, ecco, guardate come si allungano, guardate, ecco qui. E voilà, guardate, magicamente si stendono. Però dobbiamo dire che noi donne proprio, impeccabili. Ok, ecco qua.
queste qui invece le allungo. Questo è un allungante, un allungante, perché io le ho, ma le ho piccole, cioè corte, scusate, ecco qua. Adesso, mentre si asciuga, perché poi facciamo un'altra passatina, mentre si asciuga questo, facciamo un'altra passatina perché mi si è sporcato sotto agli occhi, facciamo un'altra passatina e scendiamo un po' più sulle guance con il correttore, ecco qua, giusto? Ok. Passiamo al blush. Io uso una tinta di arancio perché ho un colorito abbastanza bianco, per cui l'arancio mi dona. Basta fare sulle guancette così, per risaltare un po' le guance, un po' sul naso, sulla fronte e via. Poi facciamo un'altra passatina di Rimmel, che è quest'altro rosa, che è infoltente. Ok, bello corposo, guardate qui la consistenza, guardate. Allora, questo qui ed è sempre della Wycon, è l'ultimo arrivato perché mi aggiorno tanto. In effetti questo che succede? Ha un effetto infoltente, cioè infoltisce le ciglia e le rende corpose, guardate la differenza. Questo va fatto 2 passate, io ne faccio per ora una, per farvi notare la differenza. Allora, questo Rimmel contiene delle ciglia dentro finte, fatte un po' a pastocchia, che quando vai a passarlo sulle ciglia si attaccano sulle tue ciglia e diventa bello corposo. State sempre attenti quando lo mettete a non sporcarvi, perché può rendere, dopo vi dovete truccare da capo. Allora vi faccio notare la differenza, guardate questo occhio qui com'è, guardate questo com'è, wow, questo è fenomenale, io lo amo. Poi ne facciamo un altro da quest'altro lato, così, ecco qua. Noi donne quando ci trucchiamo siamo un po' bruttine, voi dite perché? Questo per i maschietti, però anche per le donne, dai, anche per le femminucce. Quando ci mettiamo il Rimmel diventiamo che fa così, Rosetta, ci storzelliamo un po', no? Quando ci mettiamo il trucco. Allora, gli occhi sono fondamentali, gli occhi sono lo specchio dell'anima e io agli occhi ci tengo tanto perché gli occhi sono molto espressivi. Prima passata, poi dopo ne facciamo un'altra. Nel frattempo le vado un attimo di nuovo a pettinare, perché che succede? Essendo molto infoltente... Perdonami, dici a tutti che dopo la diretta rimane salvata, perché tutti stanno chiedendo prima cosa avevi fatto. Allora, coloro che stanno guardando adesso la diretta giustamente si chiedono cosa avessi fatto prima. La diretta va salvata, per cui dopo, se volete vedere il mio trucco, ve lo andate a riguardare nella diretta. Ho un peluccio in bocca. Allora, un'altra passatina, guardate qui, me le vado a ripettinare, così le apro, perché questo qui che succede? Lo infoltisce e che succede? Si appiccicano tutte le ciglia perché le infoltisce. Io che faccio? Le vado a ripettinare mentre si secca e quasi quando si è seccato ce lo ripasso, in modo che, guardate qui, che goduria queste ciglia lunghissime che io le desidero. Purtroppo in assenza delle nostre estetiste che stanno chiuse, ovviamente, guardate qua, però noi ricorriamo sempre ai rimedi, tra virgolette, naturali, diciamo, quelli più pratici. Ecco qua. Ancora che stiamo facendo. Ecco qui. Sono quasi come le desideravo, diciamo. Poi c'è questa eyeliner della Wycon sempre, che faccio, visto che l'occhio è un po' piccolino, io lo vado a allungare giusto soltanto alla coda per dare un tocco così. Ecco qui. Wow, come per incanto. Ecco qua. Dite voi, ma giustamente, ma dopo a casa stai così? No, però è un po' di tocco. Ma che mi sto sporcando tutta quanta? Ecco. Scusatemi, mi sto inguacchiando. Yeah. Ecco qua, eyeliner, pochino, perché a me non piace l'eyeliner, però insomma per casa più o meno abbiamo fatto un trucco un po' semi-naturale.
Passiamo alle labbra. Alle labbra, ovviamente, io che ho le labbra piccole, devo usare un contorno che fuoriesce dalle labbra e vi dico subito come. Iniziamo a fare un trucchetto, che è la matita sempre burro, la andiamo a temperare, la facciamo un po', facciamo il contorno fuori, un po' fuori, dove c'è questo segno bianco, noi lo andiamo a ricalcare così, guardate un po'. Così e così. E così. Ecco, ma non rimango così, lo stendiamo così e così. Ecco qua. Questo effetto a che cosa serve? Serve a togliere il reale segno piccolo e ne vai a formare un altro nuovo a tuo piacimento, più fuori, più dentro, più piccolo, più largo. Per ingrandire le labbra 2 tinte vanno bene, o il rosso, ma in casa non puoi tenere il rossetto rosso, oppure ti fai un effetto nature, un carne. Io uso vari colori, allora uso, vi faccio subito vedere sempre perché non ho tutto a portata di mano. Dove stai? Ma dove stai? Eccoti, non ti trovo, eccoti che ti ho trovata, no, non ti ho trovata. Allora, sono qui, sto cercando di trovare la matita marrone che non c'è, non riesco a trovarla. Eccola qui. Allora, uso 2 colori. Uso il marrone, sempre Wycon. È Wycon? Ah no, questa non è Wycon, è un'altra. Ah sì, Wycon. E poi c'è sempre quest'altra qui, Wycon, color carne. Noi li andiamo un po' a temperare, perché se no non temperano, non disegnano bene. E 1. E quest'altra 2. Allora, guardate attentamente, che questa è una vera e propria opera d'arte. La matita scura andiamo a fare il contorno delle labbra, così. Prima io sono abituata a fare a modo mio, un po' così. Questo segno bianco che mi sono fatta con, dove sta? La matita burro, ricordatevelo, questo passaggio, matita burro che usiamo anche negli occhi, la possiamo usare come contorno labbra prima di farci il contorno labbra, per cancellare un po' i segni e fare un contorno come volete. Poi ci passate la scura a secondo delle vostre labbra. Io ne ho bisogno perché io ho le labbra sotto carnose, ma sopra ce le ho piccoline, per cui me le devo un po' rifare. Non amo ancora ricorrere alla chirurgia, grazie a Dio, non credo di averne tanto bisogno. Quando sarò un po' molto rugosa, allora sì. Per ora ho paura di farmi le labbra, perché ho paura che se mi faccio le labbra mi cambia il volto, non lo so. Forse un domani le rifarò, chissà. Per ora mi accontento di sentirmi dire, ah però ti rifai le labbra con la matita, esce fuori dal contorno. Meglio questo che dire che sei rifatta. Io almeno la penso così. Andiamo avanti. Allora, iniziamo a colorare il contorno così. Ecco qua. Così. E così. Io per esempio la vado a stringere un po', perché io ce l'ho un po' più larga qui e quindi ed è sottile. Io invece vi faccio più stretta e la fuoriesco un po' più qui sul pizzo, in modo che sembra un po' più carnosina. Iniziamo a colorarla bene negli angoli. Gli angoli delle labbra sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guardatevi. Così. Così. Così, angolo, ecco qua. Ok, primo passo. Secondo passo, matita color carne, coloriamo la parte bianca, così. Ecco qua. Ok, solo che in questo momento le ho fatte un po' troppo scure. E io che faccio? Ci metto Wycon, sempre, un color carne, così. Vediamo un po'. Ecco qua.
ok? Queste sono le mie labbra. Allora, adesso invece diamo un tocco finale, un po' di brillantini, qui, ecco qua, guardatemi, sull'occhio. Giusto per, ecco qua, per dare un po' di tono. Ok, guarda, come per miracolo. Allora, le labbra secondo me le ho fatte un po' scure, allora che faccio? Le vado a schiarire con un po' di correttore e vado a farle in questo modo, sempre con le dita. Ecco qua. Ecco qua. Sono un po' sporcata. Vabbè. Scusatemi, ecco qua, le ho un po' schiarite, ma per fissarle tutto il giorno, per non andarci a ritruccare, noi che cosa facciamo? Incipriamo le nostre labbra con questa cipria della Wycon, così, in questo modo. Non mi guardate adesso così. Ecco qua. Ok, via. Andiamo a spennellare. Ecco qua, come per incanto non va via. Ecco, vi do un'altra spennellatina sulle guanciotte perché le vedo abbastanza troppo scure, cioè chiare, scusatemi. Ecco qua. E come per incanto il mio tutorial è così. Ditemi se vi piace, fatemi sapere. Oh, un attimo solo. Wow, ecco qua. Come vi sembra? Vediamo con il filtro com'è. Come vi sembra? Vi è piaciuto? Se vi è piaciuto fatemelo sapere, ok? Ecco qua, vediamo un po' di commenti e poi ci salutiamo. Ma la Stasia guerra così. Ecco qua, ecco qua, ecco qua. Allora ragazzi, ne siete stati in tanti. Se volete rivedere il mio tutorial, riguardatevi la diretta. Vi mando un bacio grande e alla prossima. Ciao!